Andiamo adesso a collegarci, lo facciamo via Skype ovviamente perché questa è la prassi e la normativa, con il nostro ospite di oggi. Do il buongiorno al dottor Stilianos Nicolau, che è direttore di psichiatria Bussolengo LUS 9 Scaligera. Buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, lo facciamo perché questa fase di quarantena, ma anche tutto quello che stiamo vivendo, ha delle ripercussioni interiori nella nostra persona, psicologiche, e lei è la persona giusta, dottore. L'impatto di questa quarantena sia sugli adulti, sui giovani e sui bambini, qual è stato? Ecco, la quarantena e l'isolamento a casa sicuramente è stata una situazione inedita per tutti, che ha messo a dura prova dal punto di vista psicologico tutte le persone. E sappiamo che è stato necessario dal punto di vista sanitario per contenere la diffusione del contagio, ma sicuramente ha avuto delle ripercussioni dal punto di vista psicologico sulle diverse fasce di età, a partire dai bambini, i giovani e gli adulti. Ad esempio nei bambini piccoli, dai 5 ai 6, 7 anni, 10 anni, abbiamo osservato, mentre all'inizio i bambini hanno percepito lo stare in casa come una piccola vacanza, successivamente la forzata isolamento a casa ha comportato dei segni di insofferenza, irrequietezza, agitazione. In questo caso alcuni bambini hanno manifestato dei comportamenti regressivi, comportamenti di età infantile più bassa della loro età. In questa situazione è estremamente importante spiegare a loro con parole semplici, con degli esempi, quello che noi stiamo vivendo, e soprattutto far sentire loro di vivere in un ambiente sicuro e di supporto. Dottore, quali sono state le reazioni anche degli adulti? Rabbia piuttosto che paura? Che cosa? Gli adulti che sono rimasti a casa, c'è stato un cambiamento repentino delle loro abitudini, delle rassicuranti abitudini quotidiane, della routine che loro vivevano fuori casa, e soprattutto il fatto di trovarsi tra le quattro mura insieme ai familiari, con la difficoltà di condividere le emozioni con i loro figli, spesso adolescenti, e con la coniuge. Questo ha portato loro in alcune situazioni a sviluppare problemi di preoccupazione e di ansia, problemi legati alla situazione economica. Un'altra situazione per coloro che hanno lavorato in smart working a casa, che identificare degli spazi e poter lavorare a casa ha reso la gestione degli spazi a casa molto complessa. L'elaborazione del lutto, dottore, in una situazione in cui non si è nemmeno potuto salutare il proprio congiunto che magari se n'è andato, com'è possibile? Ecco, morire da soli senza l'ultimo saluto dei familiari sicuramente è stata una situazione anche questa completamente inedita. Questo significa non accompagnare chi sta morendo e non dare serenità. Noi sappiamo che quando si sta vicino alla persona che sta per lasciare i suoi familiari, e stare vicino, accompagnarlo, questo dà serenità a chi se ne va e a chi resta. Grazie dottore, la ringraziamo davvero per il suo contributo, e allora attenti ai segnali anche della vostra mente.